Segretario, presentata la squadra, la corsa insomma, parte ufficialmente, una sfida a una Lega e un centrodestra che governa ormai da oltre 20 anni il Veneto, ma voi siete convinti che questa partita si possa vincere? Sì, un po' perché, come dire, il Partito Democratico da un paio d'anni a questa parte gode di una, come dire, di una fiducia negli elettori che prima non avevamo, grazie anche a questo capo del governo e segretario nazionale che è Matteo Renzi. Un po' perché la Lega e Forza Italia evidentemente scontano dei problemi seri al loro interno che ovviamente dividono le forze e quindi favoriscono l'avversario, favoriscono il candidato presidente Alessandro Moretti e quindi il Partito Democratico e il centro-sinistra in questo momento qua. Quali saranno i temi, secondo lei, su cui si giocherà questa campagna, su cui dovrà puntare il PD, in particolar modo questa squadra trevigiana, appunto per arrivare all'obiettivo? Ma io credo che uno dei temi fondamentali siano le infrastrutture e il trasporto pubblico locale. Dopodiché aggiungerei i temi del lavoro, anche se non sono di stretta competenza regionale, ma comunque sono temi lavoro e distribuzione della ricchezza che sono in questo territorio molto sentiti poiché la crisi morde e morde ancora. La gestazione delle squadre, delle candidature non è stata per così dire semplicissima, sono stati operati dei cambiamenti in corsa, perché? Sono stati operati dei cambiamenti perché dunque c'era innanzitutto la mia candidatura che copriva una bella fetta di area geografica del centro sì, della sinistra della sinistra Piave e che avrebbe portato secondo me un contributo significativo alla lista. Dopodiché, siccome non volevo che fosse strumentalizzata ai fini di mettere in discussione la segreteria, ho preferito ritirare con un gesto di responsabilità per salvaguardare una segreteria politica che in questo momento è indispensabile. E poi c'è stato il ritiro di Giacomo De Luca che per ragioni sue ha preferito non partecipare più alla competizione. In quel momento abbiamo ritenuto che comunque tutto il candidato tutta la zona della sinistra Piave dovesse comunque essere rappresentata e avevamo scelto Alessandro De Bastiani, peraltro indicato dai circoli come rappresentante territoriale che già si era misurato nel territorio, per cui aveva anche una sua competitività personale da mettere in campo. E l'assemblea provinciale ha approvato questo percorso e ha approvato questa lista. La direzione regionale invece ha ceduto alla scelta di privilegiare una corrente che è quella civatiana e di inserire il candidato proposto che è Andrea Ragazzi, a cui ovviamente auguriamo di riuscire a fare un risultato, anche perché la lista dipende molto da questo anche. Rischia di rimanere scoperta una zona, quella appunto che indicava anche lei della sinistra Piave, dove tra l'altro la Lega ha delle sue roccaforti. Sì, roccaforti e schiera anche dei candidati significativi a quello almeno che sono i rumors, quindi sindaci, vice sindaci, ex sindaci. Questa è la questione che avevamo sottoposto, ma che è stata considerata una questione non di primo livello, così come il rispetto delle sensibilità o correnti, come le vogliamo chiamare. Io mi auguro e spero che la scelta comunque induca i simpatizzanti del Partito Democratico a continuare a votare il Partito Democratico, e questo è quello che si deve fare, perché il nostro obiettivo è comunque quello di battere Luca Zaia.